Con Alessandro Cipriani siamo al termine di Portogruaro Vittorio Veneto, alla quinta giornata di campionato. Mister, un primo bilancio su queste proprio 5 giornate di inizio campionato. Allora, abbiamo un gruppo giovane che sta crescendo e purtroppo adesso veniamo da 3 sconfitte consecutive dovute anche al fatto che la rosa non è al completo e non è un alibi questo, non sono abituato a prendere queste giustificazioni, però diciamo così che 6-7 ragazze della prima squadra sono in difficoltà, qualcuna sta rientrando, sicuramente ci ha limitato un pochettino. Oggi abbiamo fatto una buonissima partita e secondo il mio punto di vista 3-0 è pesante. Abbiamo avuto anche le nostre occasioni contro forse la squadra migliore che abbiamo incontrato fino adesso, però non siamo riusciti a buttare dentro il pallone, quindi chi vince ha sempre ragione. Ecco, proprio sulla partita, mister, l'occasione sicuramente del primo tempo dopo aver subito il gol nei primi 12 minuti di gioco, però il Vittorio Veneto man mano ha preso campo, è riuscito a crescere, c'è avuto quell'occasione con Modolo. Nel secondo tempo stessa live motive, subito il gol, Vittorio Veneto ha costruito le 2 occasioni più nitide di Modolo ancora e di Gallina, non hanno portato quantomeno a un gol. Ma io sono entrato il primo tempo, ho detto alle ragazze che ero contento perché dopo il primo gol appunto abbiamo preso noi in mano la situazione, abbiamo cominciato a giocare, non abbiamo creato un granché, però ho rivisto un po' la voglia e l'entusiasmo diciamo così, dell'anno scorso, cosa che ancora quest'anno non ho visto fino adesso. Ci credevo, ho alzato un pochettino voce e ritmo in spogliatoi, ma solo perché pensavo e speravo di uscire e ribaltare il risultato. Purtroppo dopo 5-6 minuti abbiamo preso questo gol un po' banale, fra l'altro in un momento interessante per noi e quindi ci ha un po' tagliato le gambe. Ciò nonostante la nostra è una squadra che non molla e anche a 5 minuti dalla fine sul 3-0 abbiamo creato le nostre 2 palle gol importanti e ripeto, se non siamo riusciti a buttarla dentro probabilmente dovremo andare a lavorare anche là davanti, fuori discussione. Ultima domanda, mister, una parentesi sulla Coppa Italia, che è un altro aspetto a cui il Vittorio Veneto tiene. Qui il percorso è un po' diverso e la qualificazione è ancora in ballo, come la vedi? Ma come tutte le partite ce le andiamo a giocare su tutti i campi. Noi siamo una squadra che gioca e anche se a volte questo giocare ci porta a sbagliare, a subire delle reti, continueremo a farlo perché questo è un po' il nostro standard e quello che possiamo fare. Per quanto riguarda la Coppa, siamo lì e ripeto, andiamo a giocarcela ogni volta su tutti i campi. Adesso abbiamo Bassano, abbiamo campi importanti e vediamo di alzare il valore. Io sono convinto che anche il valore alto delle avversarie può darci una mano a recuperare, oltre al rientro di diverse ragazze che fino adesso magari non hanno dato sostegno alla squadra, ecco.